il gruppo per escursioni, il nostro territorio è talmente vasto, talmente immenso che è difficilissimo riuscire a conoscere, potremmo visitarla, a scoprirla. E ha pubblicato alcune di queste scalate meno importanti. Allora occupava la tavola principale dei principali periodici italiani. Vi dicevo. Sì, allora è curioso che con i colleghi Tourism, che è una curva che è in gran crescita, che parte dal nulla perché era quasi inesistente, persone che si dedicheranno a varie forme di cosiddetta avventura, ma è molto importante per calcolare il numero delle persone che, o almeno una percentuale, quelli che la firmano, che hanno frequentato quel luogo. Ma per avere dei numeri che altrimenti non esistono nelle statistiche, perché abbiamo i numeri degli alberghi, i numeri degli aeroporti, ma quelli sfuggono, e quelli ci dicono che una singola via ferrata può essere frequentata in un anno anche da 3.000 persone, sebbene non sia la via ferrata del... Probabilmente non sa da dove nasce quindi questo lavoro e Corrado ha portato noi il suo palcoscenico naturale per questo tipo di attività, un circuito di autogare di autogare. Vai lì, ti scrivi su uno schizzo come si faceva una volta nel blocchetto quello che fa. Legate al mondo dello sport, al mondo del turismo, al mondo dell'insegnamento. Si chiama è stata Spiegare un evento multidisciplinario, uno dei primi in Italia. È venuto con me allora alle spalle per vedere cosa c'è.